Ok, prima di passare alla spiegazione del metodo vero e proprio, dobbiamo capire un'ulteriore caratteristica della mente, la dimensione dei ricordi. Come già spiegato in precedenza, teoricamente non abbiamo un limite alle informazioni che possiamo incamerare dentro di noi. Eppure non vale la stessa cosa sulle dimensioni dei dati che invece dobbiamo appunto incamerare. Certo. Christian, solitamente come fai a memorizzare un numero di telefono? Bella domanda, eh. Quello che faccio, sì, probabilmente cercare appunto, se devo passare dal telefono a scriverlo, cerco di farlo il più velocemente possibile affinché... Ok, e solitamente come te lo ripeti in testa? Allora, il prefisso cerco di... tanto sono sempre due o tre i prefisso, Ok, cerco quindi di... già comunque hai preso un prefisso, sì. ok, E e poi poi gli altri solitamente tutto di botto. tutto di botto, ok. E se invece ti dovessi chiedere tipo, ti ricordi qualche numero di telefono? Lo ricordi tutto intero a 10 cifre o No, magari a spezzato, spezzettato? spezzato. Perfetto. Questo cosa ci fa capire? Che la mente cerca sempre in qualche modo di semplificare il processo. Quindi un numero a 10 cifre tu lo hai Certo. spezzettato in parti più piccole, Certo. ok? Quindi il metodo più semplice e diffuso appunto di dividere il numero, ma non soltanto tu, in generale, un numero piccolo, è di dividerlo o a 2 a 2 o a 3 a 3, per Chiaro, esempio. chiaro. O. Questo perché alla mente risulta appunto più facile memorizzare dati piccoli piuttosto che di grandi dimensioni. Ora, questo processo mentale, appunto, che divide dati più grandi in dati più piccoli, è il fenomeno del chunking. Appunto, chunk vuol dire pezzo in Ok. inglese, va bene? Ora, possiamo dunque affermare che la mente teoricamente non ha un limite sul numero di dati da memorizzare. Per esempio, basti pensare a Vanni De Luca, appunto, che è un mnemonista fortissimo, anzi il mnemonista per eccellenza, che ha imparato tutta la Divina Commedia verso per verso a memoria, cioè una cosa incredibile. Però appunto ha un limite sulle dimensioni che questi dati devono avere per essere immagazzinati. Va bene? Adesso facciamo un gioco. Ti chiedo per favore di non saltare questo passaggio perché è di fondamentale importanza, perché per capire l'efficacia ovviamente di un metodo devi comunque applicarlo. Per prima cosa ti darò una lista di 16 parole da memorizzare. Ovviamente tu dovrai armarti di cronometro oppure puoi utilizzare quello che troverai nel video e in questo minuto dovrai semplicemente memorizzare queste 16 parole, questa lista. E in questo minuto la cosa che ovviamente mi preme dirti è che dovrai soltanto memorizzare, va bene? Quindi sforzarti di memorizzare le 16 parole. Fatto? Benissimo. Adesso fai partire nuovamente il cronometro, o comunque usa sempre questo del video, e in questi 60 secondi di tempo riscrivi tutte le parole che ti ricordi.
Come avrai ben notato, magari non è stato poi così complesso, addirittura una piccola percentuale riesce a riscrivere tutte le 16 parole pur non conoscendo le tecniche di memoria. Però adesso, se ti dicessi di fare partire nuovamente il cronometro e di scrivere la lista al contrario, ovvero dall'ultima parola alla prima, via! Perfetto, a questo punto avrai notato una maggiore difficoltà nello scrivere le parole ovviamente dall'ultima alla prima e questo accade perché effettivamente non c'è un metodo di fondo che ti aiuti nella comprensione di come si memorizza appunto una lista di parole. Ovviamente non preoccuparti perché è del tutto normale. Andiamo avanti. Adesso siamo realmente pronti per la nostra prima tecnica di memoria, il link method. Con questo termine intendiamo quel processo mentale o quella tecnica di memoria che segue questi step. Per prima cosa il chunking, ovvero riduzione appunto abbiamo visto a dimensione della dimensione dei dati da incamerare a dati più piccoli, ma questo soltanto se occorre. Se già i dati sono abbastanza piccoli, questo step può essere superato. Seconda cosa, rappresentazione mentale. È chiaro che se non ho una chiara rappresentazione mentale di ciò che voglio andare a incamerare o a memorizzare, tutto verrà ovviamente più difficile. Caro Cristian, ti faccio questa domanda. Vai. Secondo te riesci a visualizzare meglio il bombato dal naso peloso o un gatto? Ovviamente penso che la risposta sia abbastanza scontata. Ok. Perfetto. Come terzo step abbiamo il pub. Se ci ricordiamo è paradosso, azione vivida. Va bene? Ne abbiamo ampiamente ovviamente discusso nel video precedente. Quarto step, concatenazione dei dati tramite una storia. Come ben sapete, le storie, sin dai tempi antichi, sono state dei potenti mezzi di diffusione delle informazioni. Questo perché all'interno di una storia vi sono solitamente tutte quelle caratteristiche che cerchiamo anche nella memorizzazione. Risulta chiaro capire dunque che prendere i vari elementi che vogliamo memorizzare e metterli all'interno di una storia è un metodo estremamente efficace, potente. Ricordiamo sempre che ogni anello della catena, appunto di questa storia che andiamo a costruire, è strettamente legato l'uno con l'altro. Quindi un anello è collegato sia con l'anello precedente che con quello appunto successivo. Capiamo sin da ora che questo può essere un vantaggio ed uno svantaggio allo stesso tempo, ma per questo appunto vedremo a cosa servono appunto i palazzi e come superare quindi questo piccolo svantaggio. Okay. Il quinto step è la visualizzazione, cioè come ultimo step bisogna percorrere con l'occhio della mente tutti i vari elementi messi all'interno della storia, lasciando che la nostra mente si emozioni, che utilizzi tutti e 5 i sensi. Abbiamo capito l'importanza appunto di fare vivere vividamente quella storia con tutti i dettagli alla nostra mente. Alla fine, appunto, seguendo questi 5 step vedrai tu stesso l'enorme efficacia del metodo. Non mi credi? Ti aspetto al prossimo video.